La diversità non è rottura, la diversità non è indice di superiorità di alcune realtà su altre viste erroneamente come inferiori, ma è espressione di democrazia e rispetto della storia. È la ricchezza dell'Italia e la ricchezza dell'Europa, sta proprio nella diversità. Parla delle diversità il nuovo presidente della Camera, il veronese Lorenzo Fontana, 42 anni, eletto come terza carica dello Stato con 222 voti. Diversità che per Fontana, che cita e ringrazia Sergio Mattarella e Papa Francesco, significa anche autonomia. E il compito delle istituzioni italiane è proprio quello di sublimare tali diversità, di valorizzarle anche attraverso le autonomie nelle modalità previste e auspicate dalla Costituzione. Parole che vengono subito accolte positivamente in Veneto dal presidente della regione Luca Zaia. È partito con il piede giusto, dice il governatore. Soddisfazione anche da parte della sua vice, pure lei veronese, Elisa De Berti. È stata una sorpresa perché nessuno di noi ce lo aspettava e la notizia è uscita ieri. Io la accolgo con favore, insomma conosco Lorenzo e sono sicura che svolgerà al meglio questo importante compito. Insomma sarà la terza carica dello Stato, non capita tutti i giorni. Vice segretario della Lega e già ministro della Famiglia, l'elezione di Fontana è stata preceduta da una contestazione in buona parte veneta con i deputati Dem, il padovano Alessandro Zanna e la trevigiana Rachele Scarpa, che hanno esposto uno striscione dove il neopresidente viene definito omofobo e pro-Putin. Scarpa nel pomeriggio ha ricevuto insulti pesantissimi via social. Non mi farò intimidire, scrive, dichiarandosi pronta a denunciare i leoni da tastiera.